got you, baby. Clap your hands, you're so right. Clap your hands, you're so right. Clap your hands, you're so right. As long as I got you. As long as I got you. As long
I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, couldn't lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Hey. I feel your love and I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, couldn't lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. Oh, take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money.
money, watch it burn. Sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Allora Cristiana, com'è andata questa gara? La gara è andata bene, sono partita un po' con calma perché non conoscendo i concorrenti, visto che ho fatto la mia la prima gara di mountain bike, sono partita un po' con prudenza, ma poi ho visto le gambe girano e sono andata. Il percorso come l'hai trovato? Beh, il percorso mi sembra, non posso dire perché visto che non ho esperienza nelle gare di mountain bike, però non mi sembra tanto difficile, era molto scivoloso, fangoso, quello l'ha resa difficile, ma il percorso credo che non sia stato molto difficile. Allora Giovanni, com'è andata oggi qua? Oggi benissimo, soprattutto perché ho ricominciato a pedalare dopo che a ottobre ho fatto un infortunio brutto. Ero in giro con il mio amico Ivan Testa a fare gli stupidini, ho spaccato una vertebra, pensavo addirittura di rimanere in carrozzina, invece ho ripreso e abbiamo fatto un bel gioco di squadra oggi con Bartesaghi, è andato benissimo anche la ragazza a Fumagalli. E niente, complimenti soprattutto agli organizzatori perché è una squadra giovane ma hanno tracciato un percorso fantastico. Allora Simone Ballini, campione italiano, com'è andata oggi? Ma è andata bene, sono partito bene, sono riuscito a tenere il mio ritmo, poi vedevo che guadagnavo ogni giro e ho cercato di gestire e sono arrivato. Prossima gara? Prossima gara è domenica 5 febbraio a Cassina Rizzardi e speriamo di far bene anche lì. Allora Riccardo, com'è stato oggi il percorso? Bello, molto duro, impegnativo, reso difficile dal fango, dal ghiaccio che poi si è sciolto, molto tecnico, salite ripide da pedalare, un percorso per tutti però che privilegia tecnica e potenza. Oggi ti sei guadagnato la maglia di campione italiano, com'è? Sì, sono felicissimo perché è il primo anno che siamo come società Axi e siamo venuti da Grosseto, Follonica, perciò insomma abbiamo fatto un bel viaggio ed è valso la pena. Volevo ringraziare ancora gli organizzatori per il supporto che ci hanno dato anche come organizzazione o prevenire su, spiegazione del percorso, del tipo di gara. Siamo felicissimi e ringraziamo tutti e soprattutto la nostra squadra anche e voi. Allora Norma, com'è stata oggi? Ma è la prima gara della stagione, direi che è andata bene, sono contenta, ho fatto un buon allenamento per ora, quindi i risultati diciamo che cominciano a vedersi, faccio i complimenti all'organizzazione perché il percorso è veramente bellissimo, diciamo che non è la prima volta che lo faccio perché comunque fa parte di un circuito che facciamo durante l'anno e l'organizzazione è stata ottima direi, tutto ben segnato, ben pulito, bello, sempre divertente, salite, discese ottime, quindi mi sono divertita, è stato bello, grazie a te. Percorso molto bello, mi sono anche divertita, sono partita bene, però di partenza via sono riuscita a stare nelle prime posizioni, poi il secondo giro ho forato e ho perso un po', però poi ho cercato di recuperare comunque fino alla fine. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione.
Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base all'antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever.
te acuerdas de nada. Son tus manos de hombre y el olor de tu espalda, lo que no tiene nombre, lo olor de tu mirada. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, y quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, y quiero que te dejes querer. Non c'è neanche il cellone. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. The bigger they are, the harder they fall. These biggity boys are diggity dog. I have them like Miley Cyrus, clothes off, twerking in their bras and thongs. Face down, booty up. That's the way we like the wood. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. Timber. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going It's down. going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Nah, it's just me and the damn thing changed. Live in hotels, swing on planes. Blessed to say, money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Bowling, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going It's down. going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. It's going
Allora Ivan, campione italiano, com'è andata? Oh, bene. Purtroppo volevo far gara con Colombo Simone, ma c'era un pochino di più. Rientravo sul pezzapiedi, ma dopo sul pedalato e mi staccava ancora. Però bene. Esattamente tra un mese c'è la tua gara, dici qualcosa? Niente, 19 marzo, la seconda prova del circuito Master Cicli Pozzi. Niente, il percorso è sempre il solito. Quest'anno novità, partenza unica, stile Orovia Cup. Allora Francesco, com'è andata la tua gara? Campione italiano? È andata dopo 20 anni che vinco qualcosa di importante. Vabbè, la gara era la nostra, quindi è 3 mesi che mi alleno su questo percorso con neve, fango, ghiaccio e tutto. Temevo gli avversari Luca in primis e poi vabbè sono mancati Pasquale e Di Stasio e non so come mai e, vabbè, io ho dato il massimo e è andata bene, via. La tua prossima gara? Ma io direi a Suisio, perché poi siamo amici del team e quindi loro oggi hanno partecipato numerosi e noi ricambieremo, quindi sarà l'occasione per andare con la maglia, insomma. Ma il percorso è bellissimo perché poi lo conosciamo bene visto che è dalle nostre parti. Niente, sono arrivato in una condizione che purtroppo non sono riuscito a giocarvela come volevo. Tanto di cappello al mio avversario Colombo che ha fatto un garone. Niente, proverò nell'italiano estivo, arriverò, spero nella forma che spero di avere. Allora Simone, primo della categoria veterani 1, com'è andata? Ma benissimo, come prima gara di stagione non pensavo neanche, perché con un avversario come Ivan Testa che arriva già da qualche gara sulle spalle, quindi ho fatto un bel test. Sapevo da star bene, ma non pensavo neanche io di fare una gara così forte, diciamo. Poi il percorso anche abbastanza pesante e contentissimo. Vuol dire che ho lavorato bene quest'inverno. Prossima gara? Ma prossima gara, domenica riposo perché abbiamo la presentazione al campionato d'inverno federazione a Verona. È stata veramente una bella gara, il percorso era molto bello. Il mio compagno Giuseppe Conca mi ha consigliato questa gara, mi ha detto di partecipare e diciamo che ha fatto bene perché mi sono divertito. Ho fatto una bella lotta con Bertasi fino all'ultimo giro. Ho visto che lui ne aveva un po' di più in salita, quindi ho tenuto duro. E poi nell'ultima discesa ho rischiato un po' di più rispetto agli altri giri e sono riuscito ad andargli via quel pelino per riuscire ad arrivare da solo. Cos'hai in programma per il futuro? Adesso la prossima domenica andiamo a correre a Suisio, poi andremo a Verona e poi alterneremo Brescia Cup e Orovia Cup, un po' come l'anno scorso, correndo più o meno tutte le domeniche. Campionato nazionale inverno MTB 2017, siamo ad Olzago, organizzazione a cura dell'X-Bike in compagnia di Paolo e Mirko, gli organizzatori. Paolo, un giudizio più che positivo per questa prova nazionale? L'abbiamo voluta fortemente e sembra, a sentire le voci, che è andato tutto bene. Siamo contenti, come ho già detto stamane, se c'è qualche pecca giustamente non si rifà, però piano piano vediamo di crescere, ormai ci siamo, è andato tutto bene, siamo contenti. Il percorso giustamente è quello che è, c'è un po' di fango, però torno a ripetere, non si corre in strada, primo, ma si corre in mountain bike e poi giustamente è febbraio, non è maggio, per cui però anche lì tutti i corridori sono stati contenti pur essendoci dei pezzi da fare a piedi, va benissimo così, niente, siamo contenti veramente, ringrazio veramente tutto il gruppo perché siamo una trentina di persone che si sono sbattuti quasi più di un mese, però abbiamo messo quello che vedete, penso che sia più di così per ora non possiamo fare. Mirko, una soddisfazione anche tra i concorrenti? Sì, ringrazio tutti i concorrenti numerosi e come diceva Paolo il primo pensiero va a tutta la squadra perché non hanno solo corso ma hanno partecipato fino a ieri sera ad allestire il percorso, un lavoro duro, ringraziamo gli sponsor, tutte le amministrazioni che ci hanno rilasciato i permessi, che ci hanno dato una mano, i privati che ci hanno fatto passare sui loro terreni e niente, tutte le persone che sono intervenute, compreso voi, insomma. Paolo, per concludere. Allora, per concludere lo lascio per ultimo, però un pensiero, scusate, va a Corrado Colombo perché era un nostro amico, anche lui correva in bici e niente, siamo contenti che la manifestazione è anche uscita bene
e la dedichiamo a lui. Grazie Paolo, grazie Mirko, arrivederci al prossimo appuntamento con MTB Channel. Il tuo impegno merita il meglio. Ethics Sport, sempre un passo avanti.